Ritorna la Fiera del Soco. La pandemia l'aveva fermata nel 2020 e nel 2021, ma la grande festa popolare, la più antica e partecipata del Veneto, quest'anno ci sarà, dal 9 al 15 settembre. Il Soco riparte e vuole far ripartire non solo il settore ambulante con le sue centinaia di bancarelle e gli stand gastronomici, ma anche quello primario delle province di Vicenza e Padova. Allestiamo ogni anno anche una vetrina importante perché ci teniamo il lunedì è la fiera franca del bestiame. Noi in quell'occasione lì ovviamente avremo degli operatori, degli allevatori che portano il proprio bestiame, non soltanto voglio dire riferita al territorio del singolo paese di Grisignano, ma è una vetrina importante per tutto il Veneto. Non a caso la collaborazione con queste associazioni di categorie importanti come ad esempio l'Associazione Regionale Allevatori ci ha portato ovviamente un valore aggiunto e Grisignano, essendo una piazza molto frequentata, parliamo da 700.000 a 1 milione di visitatori, è una vetrina anche per queste associazioni, per queste realtà che possono far conoscere i propri prodotti e quindi traino per lo sviluppo economico del paese intero, vorrei dire. Una festa che promuoverà le eccellenze enogastronomiche del Veneto con il salotto gourmet, con i vini vicentini, veronesi e padovani, il prosciutto Euganeo Berico e lo stand Passione Veneta con i formaggi top di gamma. Non mancherà il divertimento, ovvio, con 80 attrazioni nel Luna Park e gli eventi serali, tutti gratuiti, con musica, motori, una pedalata benefica, la sfilata di moda, fino ai fuochi d'artificio della mezzanotte del 15 settembre. I prezzi degli stand gastronomici, ha precisato il presidente Lotto, nonostante gli aumenti di energia elettrica e gas, saranno gli stessi del 2019. È una festa dove possono godere grandi e piccoli, voglio dire, e dove anche l'accessibilità è garantita perché noi teniamo molto le persone che vengono a Grisignano che possono stare in completa sicurezza, stiamo facendo molti sforzi anche per garantire ad esempio la disinfestazione delle aree in questo periodo, no? Visto e considerato quello che leggiamo molto spesso nei giornali. Però ecco, quello che ci teniamo è proprio che la gente possa star bene, che possa godere qualche ora in completa libertà. Serenità e sicurezza garantite anche dai tantissimi volontari, tutti pronti dopo 2 anni di attesa.